Torno con grande piacere a Raffadali, dove sono stato coinvolto, e la grande bellezza dei libri è proprio questa. I libri non sono come le mozzarelle che scadono, i libri non scadono mai. Qui c'è il mio amico Alessandro Accurso Tagano che può testimoniare. Perché dico questo? Dico questo perché oggi non è corretto dire presento, oggi siamo venuti a Raffadali a parlare della storia favolosa di Mark Art, che è un libro che è stato pubblicato nel 2021, ma nonostante sia stato pubblicato 3 anni fa, io ancora ho tantissime richieste di diversi comuni, soprattutto per ovvie ragioni siciliani, che sono rimasti così entusiasti dalla storia favolosa di Mark Art che mi coinvolgono, e quindi questa non sarà l'unica presentazione dell'arte della salvezza, ne avrò altre, perché come chi ha letto il libro lo sa, chi non lo avesse letto non c'è occasione migliore. Questa è una storia pazzesca, lo dico non tanto perché l'abbia scritto io, ma perché quando io ho conosciuto il protagonista del libro, Mark Art, gli angeli con cui lui dice di parlare gli hanno predetto un successo clamoroso. Pensate, oggi Mark Art vende i propri quadri nelle gallerie che allestisce a New York con grandi cultori di arte a livelli altissimi. Quindi pensate alla storia, la parabola di questo giovane uomo che dalla Sicilia, da Favara, è riuscito a raggiungere il grande successo. Ma io ospito per la seconda volta Carmelo Sardo e devo dire che ogni volta Carmelo fa delle pubblicazioni di grande interesse, non soltanto di cronaca spicciola, ma di alta cronaca, in forma intelligentemente letteraria. E allora mi pare giusto che una biblioteca lo ospiti. È una storia particolare, direi una di quelle storie che raramente si incontrano. Abbiamo la fortuna di incontrarla, incontriamoci. La biblioteca per il momento si ferma, faremo soltanto il 28 il classico premio Alessio Di Giovanni alla 27ª edizione. Dopodiché ritorneremo ad agosto, ma come? La biblioteca in piazza. Andremo nelle piazze di Raffadali a presentare dei libri.